Gli alti e i bassi dell'epidemia. Il Veneto torna arancione dopo una Pasqua in rosso in tutta Italia. Saremo zona arancione. Posso annunciarvelo, ne ho parlato con il Ministro Speranza. Spero che appunto non ci siano sorprese, ma insomma dovremmo essere in zona arancione. Si tratterà di capire, adesso il Ministro farà una verifica, se potremo partire da martedì o da mercoledì. Nel Veneto in arancione fino al 30 aprile riaprono le scuole, comprese le superiori, che però avranno una presenza in aula ridotta al 50%. Vorrà dire che faranno giorni alterni a scuola e giorni alterni in didattica a distanza. Ad oggi in Veneto sono state fatte 929.776 vaccinazioni. Intanto arrivano nuove scorte, oggi 38.000 dosi di Moderna e domani sono previste 103.000 dosi di AstraZeneca. Adesso capite che avremo ancora turbolenze in volo, però quando andrà a regime tutti noi vedrete, accadrà, anche se sono aperte altre formule di prenotazione, accadrà che tutti noi andremo alla prenotazione online. Ecco, voi capite che se noi riusciamo a metterlo a regime, partire bene con farmacie, con i medici di base, eccetera, veramente riusciamo in un paio di mesi a chiudere tutto. Ci vogliono i vaccini. Ci sono comunque segnali incoraggianti. Dove è arrivato il vaccino non ci sono state più infezioni e comunque i numeri dell'epidemia sono in calo. La luce in fondo al tunnel si vede e non è il treno.